Stiamo parlando di concessioni balneari, continuiamo a farlo. Nostro ospite, il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buongiorno sindaco. Buongiorno e bentrovati. Allora sindaco, leggevamo proprio notizia di questa mattina, di queste ore, 50 giuristi si sono rivolti al Presidente della Repubblica chiedendo di non promulgare la legge che proroga, che sposta al 2027 l'intervento dei nuovi bandi, delle nuove concessioni. A Ginosa invece siete già pronti da tempo? Nostro malgrado sì, perché di fatto questo non è frutto di decisioni politiche che sono poi articolate, pianificate, ma è frutto di contenziosi amministrativi che hanno visto coinvolto il Comune di Ginosa praticamente a quasi tutti i livelli. Abbiamo scalato praticamente tutte le gerarchie delle fonti, dal TAR Lecce alla Corte di Giustizia Europea fino anche al Consiglio di Stato. E in questo momento però mi pare che abbiate sempre avuto ragione, non vorrei sbagliare. Praticamente no, paradossalmente il contrario, perché ecco. Allora, noi abbiamo difeso, abbiamo adottato gli atti che i governi hanno fatto di proroga e la GCM, che è l'autority che si occupa della concorrenza e dei mercati, ha impugnato questa decisione che noi prendevamo in conseguenza di decisioni governative e di fatto poi ha fatto sì che le sentenze dicessero che il Comune doveva disapplicare la norma nazionale e applicare la direttiva Bolkestein. Quindi praticamente il governo con l'ultimo decreto ha di fatto rifatto, scusate il gioco di parole, la stessa azione, quindi ha deciso di prorogare al 2027 e la stessa authority ha impugnato la nostra inerzia, motivo per cui il Comune di Ginosa deve fare le gare perché deve eseguire una sentenza. Ora, io stamattina anch'io leggevo l'articolo di questi giuristi, siamo di fatto in un imbarazzo istituzionale perché i governi continuano a non decidere, lasciando da soli gli enti locali e territoriali come il Comune di Ginosa, che immaginate è un comune che si ritrova alla Corte di Strasburgo, è paradossale, perché infatti, qualcuno ai livelli più alti. Il problema, sindaco, è proprio questo, cioè ogni comune sta agendo in qualche modo da sé, per suo conto, in solitudine, se vogliamo. Abbiamo ascoltato poco fa anche le parole dell'assessore regionale Lopane che diceva sì, la regione può, ma fino a un certo punto, perché poi il problema lo deve risolvere sostanzialmente il governo. Oggi c'è questo articolo di Nuovo Quotidiano di Puglia in cui si dice appunto che gli esperti di diritto giudicano come viziata all'origine la nuova scadenza. Vi sentite sostanzialmente abbandonati in qualcosa di più grande di voi? Ma praticamente sì, però io su questo voglio essere chiaro. Io non mi sono nascosto dietro le responsabilità altrui. Cerchiamo di fare gli amministratori locali e abbiamo cercato di tutelare tutti, anche nei nuovi bandi, perché alla fine io sono assolutamente convinto che tutte le concessioni andranno a gara. Ed è soltanto una questione di tempo, quindi probabilmente i concessionari impugneranno gli ultimi atti del Comune di Ginosa e non so fino a che punto si riuscirà a riformulare una sentenza del Consiglio di Stato, però noi il coraggio l'abbiamo avuto e abbiamo detto qual era il destino, abbiamo un'idea chiara della pianificazione della costa, abbiamo un'idea chiara di questo cosa può portare nuovi investimenti e tutelare al tempo stesso le esperienze future, però io credo che nel dibattito pubblico generale nessuno affronti il tema nel merito, quindi i sindaci si stanno assumendo le responsabilità, o meglio, i pochi sindaci che hanno deciso, hanno subito queste decisioni, però ritengo che nel dibattito ci sia semplicemente una questione tutelare o non tutelare, ma nessuno parla di pianificazione della costa e quindi su questo secondo me anche la regione dovrebbe intervenire, visto che ha una legge regionale che prevedeva di pianificare la costa e attuare l'attuazione del piano delle coste, che è un obbligo di legge per tutti i comuni pugliesi. Quindi secondo me in questo dibattito manca questo aspetto, manca questo aspetto. Sì. Grazie per essere stato con noi.